Buon lunedì, puntuali come sempre, è il momento di anteprima corner con il punto o il bilancio di quello che è stato il fine settimana calcistico per il calcio professionistico in Sicilia, fermo il Palermo in considerazione del fatto che il campionato di Serie B ha osservato un turno di sosta per gli impegni delle nazionali. L'attenzione è rivolta in modo particolare al campionato di Lega Pro con il Catania che ha inanellato la terza vittoria consecutiva, mentre è finita in pareggio il match tra il Trapani, il derby tra il Trapani ed il Messina. Ma andiamo con ordine, vediamo intanto i risultati e anche la classifica del turno, il turno nel campionato di Serie C. Evidenziamo dunque come a Cava dei Tirreni la Turris abbia vinto 2-1, Cerignola Sorrento è finita 2-0, Trapani Messina 1-1, Giuliano Juventus Next Gen 1-0, Monopoli e Crotone 1-1, il Catania ha superato la Tamura 2-0, Benevento 5, Latina 0, Taranto Picerno 1-0, l'Avellino ha rifilato 5 gol alla Casertana e il Potenza pareggiato in casa con il Foggia. La classifica che si determina alla luce di questi risultati dopo 9 gare giocate, dopo 9 turni. Vedete in primo piano il Benevento che è comunque in testa a 19 punti, seguito poi dal Cerignola. Al 17 c'è il Catania con un punto di penalizzazione per la vicenda Fideiussioni, stessi punti per Monopoli e anche per il Giuliano. A 16 Picerno, a 15 invece il Potenza, a 14 il Trapani, 13 punti per Avellino e Sorrento. Poi la Cavese a 10, la Foggia a 9, Messina, Crotone e Casertana assieme alla Turris che è penalizzata anche la Turris di un punto a 8, Altamura Latina 7, Juventus Next Gen 6, stessi punti del Taranto. Allora, per parlare come sempre di Catania mi collego con Alessandro Bagliasindi. Buongiorno Alessandro, buon pomeriggio a te. Ben trovato, buon pomeriggio a tutti. Grazie Alessandro. Allora, quella del Catania di sabato pomeriggio è stata sicuramente una prova collettiva, una reazione anche a quello che era accaduto in settimana da parte della squadra che ha reagito positivamente alla penalizzazione di un punto e comunque dei passi avanti anche sul piano del gioco nonostante le tantissime defezioni in mezzo al campo. Alcuni giocatori stanno trovando la migliore condizione, su questi sicuramente c'è Carpani e poi Catania ritrova anche il suo bomber, vale a dire Inglese, che ha realizzato il gol del 2-0. L'analisi del match con te per capire che Catania ci si deve attendere, che Catania sarà in vista anche della partita con il Foggia di cui parleremo ampiamente ovviamente nel corso di corner. Ma Angelo, la prima considerazione che posso fare è che una partita che aveva delle insidie, una partita apparentemente difficile proprio per quello che era accaduto nella settimana che l'ha preceduta, il Catania l'ha resa facile. Questo credo che sia il grande merito dei ragazzi che sono scesi in campo, dello staff tecnico e anche della dirigenza. Quindi sotto questo profilo è un segnale importante, è un segnale anche di consapevolezza di essere già quasi una grande squadra. Il fatto anche che sia riuscita a esprimersi su questi livelli decisamente più alti rispetto ad altre esibizioni casalinghe in una situazione tattica dove Toscano ha osato perché ha messo Carpani come collante tra il centrocampo e la tre quarti, due fantasisti, quindi due giocatori brevilinei ma tra virgolette leggeri da un punto di vista fisico come Jimenez e Stoppa, e aver dato piena fiducia dal primo minuto a Roberto Inglese, quindi aver schierato una formazione a trazione anteriore, ha poi dato delle risposte importanti sul campo e ha dato ragione a Toscano di aver letto e preparato questa partita nel modo più ottimale. Ora, se possiamo estendere la considerazione, Angelo, alla classifica che abbiamo visto poc'anzi, quello che si può dire è che il Benevento è in testa, e non è una sorpresa che lo sia. Sicuramente l'Avellino col cambio in panchina sta ritrovando solidità e continuità di risultati ed è certamente
L'altra squadra da guardare con la massima attenzione, anche se ancora leggermente attardata rispetto alle battistrada. In questo contesto io credo che il Catania, Angelo, abbia tra queste squadre il più ampio margine di miglioramento, sia perché, come abbiamo visto, le prove e diciamo, le scelte che Toscano ha fatto nel corso di queste settimane stanno portando a un livello di performance più omogeneo molti calciatori, alcuni i più importanti, quelli che poi ti risolvono le partite, cioè i trequartisti e gli attaccanti, e il fatto che abbia sopperito con merito alle tante assenze a cui facevi riferimento tu, anche di giocatori importantissimi, è secondo me l'indicatore proprio di questo margine di miglioramento in più che il Catania ha rispetto, secondo me, allo stesso Benevento e all'Avellino. Se andiamo così a osservare tra le pieghe del rendimento del Benevento, ci rendiamo conto che è una squadra che in casa ha fatto praticamente il rullo compressore contro tutte, vincendo con scarti ampissimi, ma che in trasferta invece accusa delle battute a vuoto, come è stata la sconfitta a Catania, come è stata la sconfitta a Monopoli, il pareggio a Messina. Quindi è una squadra che da questo punto di vista, a mio avviso, dà una omogeneità di rendimento ancora non ottimale, cosa che invece il Catania in chiave esterna sta riuscendo a dimostrare, perché ha già inanellato vittoria, ma inanellato anche prestazioni con gol, dove è stata anche nelle condizioni di poter vincere quando ha perso, per esempio Giuliano. Quindi questo secondo me è il segnale da tenere nella massima considerazione sulla prospettiva di quello che può essere il cammino del Catania rispetto a quelle che possono essere le squadre più attrezzate, cioè Benevento ed Avellino. E qui il modo in cui ha vinto contro l'Altamura assolutamente aumenta l'autostima del gruppo e dà a Toscano la possibilità di lavorare con ancora più entusiasmo in vista adesso di una trasferta come quella di Foggia, che chiaramente ha un coefficiente di difficoltà alto da un punto di vista ambientale, non credo da un punto di vista tecnico, perché pur avendo fatto già il cambio con Capuano in panchina, il Foggia ha dimostrato comunque di avere un rendimento discontinuo, di avere anche assenze pesanti. In questo momento si è aggiunto anche Salines, il cursore di fascia destro, che si è infortunato ieri a Potenza, che è un giocatore molto importante nell'economia dello scacchiere tattico del Foggia. Quindi io credo che da sabato la vittoria all'Altamura, nella settimana che porterà poi il Catania nel Gargano, credo che il Catania possa andare a Foggia con ancora più consapevolezza e con la possibilità di fare un altro risultato utile per dare un altro segnale a se stesso, ma anche al campionato. Alessandro, direi di sentire intanto la voce di Carpani, perché certamente il giocatore che, come anche hai sottolineato tu, è uno dei giocatori che hanno fatto meglio nella partita di sabato sera. Sentiamo Carpani. Ho ricoperto tanti diversi ruoli negli ultimi anni, adesso faccio la mezzala, però diciamo, sono a disposizione, a completa disposizione dell'allenatore e della squadra, e ovunque vengo messo cerco di dare il massimo e aiutare i miei compagni. Sono venuto qua perché comunque c'è il blasone della piazza e l'ambiente che si respira qui ogni partita in casa penso che in Serie C non c'è e neanche in B, forse qualche B sì, e quindi l'aria è fantastica. La squadra deve lottare e sudare come sta facendo, perché lo stiamo dimostrando, ma dobbiamo continuare su questa scia per appunto rendere orgogliosi i tifosi di noi. Insomma, Carpani ha già capito molto, sembra che abbia già capito parecchio di quella che è poi l'attesa che c'è a Catania per questa squadra. Tant'è, comunque, tornando poi al giudizio sulla partita, che nelle tue valutazioni, poi vedremo le pagelle in maniera estesa questa sera, Gianluca Carpani risulta essere il top del match. Sì, perché è riuscito a interpretare un ruolo che non è propriamente suo nel modo più congeniale a quelle che erano le esigenze della squadra e gli equilibri
che bisognava mantenere tra le due linee, quella di centrocampo e quella d'attacco. E lui ha anche dimostrato e ha confermato ulteriormente qual è l'attitudine realizzativa che ha dimostrato in carriera e soprattutto nell'ultima esperienza avuta alla Recanatese. Se restiamo anche sulla schermata per evidenziare come in qualche modo Carpani possa essere ritenuto un talismano, un piccolo talismano di questo Catania, perché ho evidenziato questo dato che vede Carpani in campo in 5 gare da titolare, e in queste 5 gare il Catania ha sempre vinto. Quindi se vogliamo anche, tra virgolette, dare un piccolo credito alla scaramanzia, ben venga Carpani titolare. Bene, allora evidentemente questo è un dato di cui Toscano farà tesoro, certamente lo segnerà sul suo personalissimo taccuino, e magari quando pensa alle formazioni da fare cerca di fare restare sempre Carpani tra l'11 titolare. Beh, stiamo scherzando chiaramente. Volevo soltanto ricordare l'appuntamento per questa sera, 20:45, come sempre c'è corner. Parleremo certo, ovviamente, della partita con l'Altamura, ma incominceremo a proiettarci per quello che sarà l'impegno con il Foggia. Avremo tanto altro, avremo in studio Michele Zeoli, quindi ritroveremo l'allenatore che lo scorso anno ha portato alla vittoria della Coppa Italia il Catania, e che ha comunque ottenuto la salvezza sul campo, una salvezza, ricorderete, l'anno passato piuttosto, diciamo, tribolata. Grazie. Parleremo anche, Angelo, sì, ovviamente del discorso legato alla scadenza del 16 ottobre. Come no, certo. Per cercare insomma di fare chiarezza, di dare ai tifosi le informazioni corrette, insomma, in nostro possesso, sì. Quindi l'appuntamento è per stasera al solito orario. Grazie. A più tardi. Grazie ad Alessandro. Adesso noi ci fermiamo appena qualche minuto, apriremo una finestra sulla Serie B prima di rituffarci nel campionato di Lega Pro. Serie B che è rimasta ferma questa settimana per gli impegni delle nazionali che gioca stasera contro Israele. Ci riferiamo alla nazionale italiana, ovviamente. Intanto una breve sosta e poi sarà con noi Marco Gullà da Palermo. Eccoci di nuovo insieme. Allora, come anticipato, i nostri collegamenti con intanto Palermo. Buon pomeriggio a Marco Gullà. Li vedo tutti, sullo schermo. Buon pomeriggio a tutti. Vedo anche Sergio Colosi a Messina. Buon pomeriggio Sergio. Buon pomeriggio Angelo, un saluto a tutti. E vedo anche collegato Franco Camarasana, anche a te. Grazie Franco, buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a te. Allora, andiamo con ordine. Avevo detto che avremmo fatto una breve pausa chiaramente sul campionato di Lega Pro, perché apriamo la finestra sul torneo di Serie B. Parliamo ovviamente con Marco Gullà. C'è stata la pausa. La domanda che ti faccio, chiaramente tu non mi potrai dare una risposta certa, ma secondo te questa sosta servirà al Palermo? Angelo, questa è una bella domanda, una gran bella domanda. Lo sapremo soltanto sabato, dopo il triplice fischio di Modena-Palermo. Al di là di questo, comunque, io credo che le soste, e soprattutto il fatto che il Palermo arrivava da una sconfitta decisamente pesante, rimediata in casa con la Salernitana, insomma, in questo caso la sosta possa aver aiutato Dionisi a lavorare meglio, intanto sul gruppo, anche se mancavano alcuni giocatori impegnati con le rispettive nazionali, e soprattutto a capire se realmente il modulo che al momento sta utilizzando, il 4-3-3, sia congeniale anche alle peculiarità dei suoi calciatori. Sono nati davvero due partiti, c'è stata una sorta di spaccatura: chi è a favore di questo modulo e chi è contro. A dire il vero sono più quelli contro il 4-3-3, perché in molti lo collegano anche alla passata stagione, alla vecchia gestione sia di Mignani che di Corini, e si pensa insomma che questo modulo non sia assolutamente funzionale anche per alcuni calciatori che appunto non riescono a dare il meglio. Io ti dico che Dionisi non cambierà orientamento tattico, anche contro il Modena sabato alle 15 ci sarà spazio al 4-3-3, ci saranno sicuramente degli accorgimenti sugli uomini, perché è ovvio che dopo una sconfitta del genere con la Salernitana il tecnico sta iniziando a capire e soprattutto a pensare anche di cambiare alcuni giocatori che ad esempio anche contro i campani sono apparsi fuori ruolo. Ad esempio l'Eduaron ha giocato a destra, ma solitamente
al Brest lui veniva impiegato sulla corsia opposta, quindi a sinistra. Brunori comunque fa sempre l'attaccante centrale. Ranocchia, parliamo di Ranocchia, un giocatore che ha grandi qualità, che ha ottimi piedi, che però viene impiegato proprio a centrocampo, quasi come se fosse un mediano. Ranocchia invece deve giocare sulla tre quarti e cercare di ispirare le punte. Non voglio fare l'allenatore, non sono un allenatore, non mi permetto di dare dei consigli in questo caso a Dionisi, però assolutamente palese, assolutamente risaputo, noto che il Ranocchia ha quelle qualità e deve giocare in quella fascia di campo. Chissà se magari il tecnico avrà lavorato in questi giorni di pausa proprio su questo. E poi insomma, se mi permetti altri 20 secondi, anche l'aspetto psicologico. Questa squadra sfodera partite diciamo importanti come quella contro il Sud Tirolo, ma anche quelle fuori casa, poi in casa invece cambia tutto, l'atteggiamento è assolutamente diametralmente opposto a quello che invece il Palermo ha nelle gare esterne. Sicuramente Dionisi deve essere bravo a trovare un punto di incontro tra queste due mentalità differenti della squadra siciliana. Marco, ti vorrei fare vedere la classifica, chiaramente è rimasta, è una fotografia di quella della settimana scorsa, immutata, con il Palermo che nel gruppone ha 11 punti assieme a Cremonese, Cesena, Salernitana e Mantova. Diciamo che le distanze non sono tante dal terzo posto, però già il Pisa è a +8, quindi diciamo comincia come battistrada ad allontanarsi in maniera seria e concreta. Sì, diciamo di sì, Angelo. In effetti la classifica inizia ad avere già la possiamo anche rivedere, ad avere anche una certa sua fisionomia. Io non credo tanto allo Pisa. Il Pisa insomma ha questi 19 punti, ci sono anche 3 punti a tavolino del match contro il ci sono lo Cittadella. Spezia e il Sassuolo, no? E quindi Sì, Sassuolo sicuramente è una formazione, secondo me, quella che poi alla fine potrebbe davvero avere alla lunga la meglio su tutte le altre. È la squadra da battere. Il Sassuolo è veramente una squadra che può tranquillamente in questo momento anche giocare in Serie A e contendersi magari la salvezza con altre squadre. Sassuolo insomma è una squadra fuori categoria, anche per i giocatori che ha, Angela, giocatori come Torsvert, come Laurienté, come Mulattieri, tutti i calciatori che insomma hanno fatto la Serie A. Laurienté era in orbita Lazio, quindi stiamo parlando di un giocatore che era ricercato da un club che fa l'Europa. Quindi Sassuolo è fuori categoria. Poi le altre ovviamente sono tutte comunque, secondo me, in questo momento alla portata del Palermo, non per i punti che hanno, ma un po' per la rosa e per la qualità. Forse vedo bene anche la Cremonese, che con Corini potrebbe magari avere uno slancio in più, ma io credo che poi come rose, al di là del Sassuolo, un po' tutti se la giocano. E non credo tanto al Pisa. Il Pisa alla fine è un po' come... insomma, sta cavalcando la gestione di Inzaghi, che parte spesso con la marcia, anzi forse più di una marcia ingranata, però poi andando avanti con il campionato inizia un po' a sgonfiarsi. Speriamo in questo caso per i tifosi del Palermo che sia così. Bene, grazie. Allora Marco, ci racconterai l'avvicinamento alla prossima sfida del Palermo nel corso dei telegiornali in settimana e ci darai le ultime notizie su eventuali novità che ci dovessero essere in casa Palermo. Buon pomeriggio a te Marco. Alla prossima, grazie. Alla prossima, a lunedì prossimo. Adesso invece andiamo a collegare in contemporanea i due campi di Lega Pro. Si è giocato un derby venerdì sera, si è giocato a Trapani. Buon pomeriggio a Franco Cammarasana. Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Ci risalutiamo anche con Sergio Colosi. Allora, alla fine nel pezzo di Franco che abbiamo sentito nel post partita dice che molto spesso insomma, Davide può anche battere Golia, non ci è riuscito per poco. Che cosa è successo? Parto da Sergio Colosi, in questo caso però a questo Messina. Un Messina che aveva accarezzato il sogno di una vittoria fuori casa, sarebbe stata credo la prima, no sicuramente la prima vittoria in trasferta, però poi come sempre accade molto spesso il Messina nei minuti finali ha qualche piccolo blackout.
Sì, hai detto bene Angela, qualche piccolo blackout e su questo poi ne parleremo più avanti. Relativamente invece alla partita di venerdì scorso è un Messina che ha giocato bene, anche 75 minuti in 10 uomini per la doppia espulsione di Anselmo che ha commesso più di un'ingenuità sia nel primo che nel secondo cartellino giallo e poteva risparmiare almeno uno dei due. È stato un Messina che però ha avuto gioco facile tra virgolette dell'avversario, nel senso che ci si aspettava un Trapani che mettesse gli avversari sotto pressione, li facesse faticare, chiusi nella propria area di rigore. Invece un Messina che ha giocato bene fino al 93esimo minuto di gioco, cioè fino a quando è il momento in cui il tecnico è certamente l'uomo determinante di questo della CR, che è Giacomo Modica, però ha commesso l'errore su un calcio d'angolo di sostituire un uomo con un altro che tra l'altro era un attaccante, un giovanissimo attaccante di Mazzara del Vallo come lui, che si chiama Adragna. Questo ragazzino è entrato in campo, si è messo al limite dell'area di rigore, buco centrale, anche perché Ortisi ancora una volta si perde il suo marcatore e Udò è riuscito a pareggiare per l'1-1. Questa la cronaca, la sintesi della partita del provinciale. Il Messina comunque non può che trarre aspetti positivi da questa gara, che si va ad aggiungere tra l'altro al buon pareggio del turno precedente contro il Benevento. Vado ancora a parlare della partita, ma stavolta sulla, sulla sponda Trapani con il nostro Franco Cammarasana. Chiudevi il servizio, se non ricordo male, con delle patate. Tu utilizzare il termine patate da pelare per il tecnico del Trapani. È una squadra un po' matta quella Granata. Assolutamente sì, aveva giocato benino, ripeto, fino all'espulsione, fino a quando si è giocato 11 contro 11 contro un Messina che ha confermato le sue qualità attuali di essere in crescita, con i ragazzi giovani che vanno veloci e hanno idee chiare secondo lo schema di 4-3-3 solito impostato da Giacomino Modica. Un Trapani che poi è andato in confusione con la foga, per la foga intanto di approfittare del fatto di essere in superiorità numerica, soltanto in una circostanza, in questa, ripeto, è riuscito a impegnare il portiere avversario, poi per il resto tiri ma spesso fuori misura, passaggi sbagliati e così via. E questo, man mano che sono passati i minuti, ha consentito al Messina di organizzarsi bene, essere propositivo anche in contropiede, anche pericoloso. Ricordiamoci che a fine primo tempo il Messina ha colpito anche una traversa, poteva già andare in vantaggio nel primo tempo. Poi ripeto, il Trapani sì, ha insistito, però senza... cosa c'è da dire su questa prestazione? Molta confusione, lentezza a mio avviso nel muovere la palla, per avere ragione di un Messina così impostato, così chiuso, bisognava chiaramente essere più rapidi nei movimenti e soprattutto più precisi. La squadra a me è sembrata, mi sembra che ancora non è nelle migliori condizioni per quanto riguarda anche la brillantezza atletica. Ricordo che il passaggio da un tecnico all'altro è lo stesso per quanto riguarda il preparatore atletico. Adesso il Trapani, oltre a cambiare allenatore, ha cambiato anche preparatore atletico, quindi bisogna vedere, ripeto, bisogna vedere questa squadra quando sia il tecnico che il resto del suo staff avranno ultimato quel programma di lavoro che hanno impostato dopo il loro arrivo. Sicuramente è un Trapani in ritardo, questo è fuori di dubbio. Franco, torniamo da te fra un istante, vorrei sentire le voci dei giocatori. Intanto di Udò, che è l'autore del pareggio del Trapani, e poi sentiremo anche Morleo per il Messina. Sentiamo prima l'attaccante del Trapani. Queste partite secondo me senza grinta e determinazione non le vinci, cioè non le pareggio, se no non le vinci. Siamo stati bravi a non mollare e cercare di trovare il gol fino alla fine spingendo e ce l'abbiamo fatta. Io ho cercato di farmi trovare pronto come sempre, sì, aspettavo questo gol, però il bicchiere è mezzo pieno perché ci voleva la vittoria. Perché in realtà la partita si è messa subito male con l'espulsione al 20°,
però siamo stati bravi, abbiamo lottato tutti insieme, abbiamo fatto secondo me una grande partita, siamo riusciti ad andare in vantaggio e quindi sì, penso siano 2 punti persi perché di nuovo abbiamo preso gol all'ultimo minuto, abbiamo perso altri 2 punti e quindi spiace per questo. Sicuramente è una bella emozione tornare qua, abbiamo dall'anno scorso tanti bei ricordi qua, dagli allenamenti che facevamo qua allo stadio fino a tutte le partite, tutte le vittorie che abbiamo fatto, quindi sicuramente fa piacere tornare qua e farlo in questo modo ancora di più. Mi spiace per questi punti persi che non sono i primi di questa stagione, ne abbiamo persi già altri 2 in casa che vincevamo 2-0, altri 2 che ci hanno pareggiato al 94esimo in casa col Potenza e quindi sono altri 2 e spiace, se no sicuramente avremo un'altra classifica e quella che ci meriteremo forse. Abbiamo 2 minuti prima di chiudere, 1 minuto a testa per Sergio Colosi e per Franco Cammarasana, il prossimo impegno del Messina. Sergio. Domenica prossima alle 17:30 contro il Monopoli, che è un rullo compressore in trasferta, e un Messina che avrà parecchi problemi di formazione, perché al di là della squalifica di Anselmo, domani sarà fermato per un turno al giudice sportivo, dovrebbe comunque recuperare Petrucci, che è il leader e il titolare in quella zona del campo, però ci sono altri infortunati, salvo Marino e Cominetti con problemi fisici vari, quasi nessuno dei 3 riuscirà a recuperare. Bicchiere mezzo pieno, quella del pareggio con il Trapani, però poi è mezzo vuoto perché il Messina in 9 giornate ha ottenuto ben 5 pareggi, soltanto una vittoria e 3 sconfitte, che alla fin fine, dopo il bel gioco e tutto quello che vogliamo, però lo collocano ad appena 2 punti dall'ultimo posto, dove ci sono Taranto e Juve Next Gen. Bene, ha rispettato perfettamente i tempi il nostro Sergio, speriamo faccia altrettanto Franco Cammarasana per la prossima gara del Trapani. Sì, il Trapani affronterà alle 15 domenica il fortissimo Cerignola, lo sta dimostrando chiaramente, ampiamente. Mancheranno ancora il terzino Valietti e l'attaccante Zupper, entrambi infortunati. Rientra Benedetti dalla squalifica, ma bisogna aggiungere che il Trapani a quanto pare è sul mercato, perché nei giorni scorsi è andato via Valerio Mastrantonio, un valido centrocampista che il Trapani ha prelevato quest'anno dalla Cittadella. Il giocatore per motivi familiari ha dovuto rinunziare al contratto, lo ha rescisso, per cui probabilmente il Trapani non aspetterà gennaio, ma vedrà di reperire qualche giocatore altrettanto valido, e non sarà facile sul mercato degli svicolati. Vorrei aggiungere un'ultima cosa: a margine della partita col Messina ci sono state delle intemperanze in tribuna anche nei confronti dei giornalisti, e la società ha provveduto ad allontanare per 6 mesi 2 tifosi pseudotali che hanno disturbato, ripeto, il lavoro dei giornalisti in tribuna stampa. Inoltre ha chiesto alla questura di individuare quei tifosi o pseudotifosi che dalla curva hanno lanciato dei fumogeni in campo. Bene, grazie anche a Franco Cammarasana, ringrazio Sergio Colosi. L'appuntamento con Anteprima Corner torna lunedì prossimo come sempre. Ci ritroviamo con Corner a 20:45 su Telecolor per parlare solo di Catania. Sì, la partita con l'Altamura, ma parleremo anche della sfida con il Foggia. Con noi in studio ci sarà il tecnico Michele Zeoli. A tutti voi il buon pomeriggio.